La vittoria dell'Europeo per l'Italia porterebbe un notevole benessere alla nostra economia e fungere da propulsore per il Made in Italy, così come lo fu nel precedente mondiale del 2006. Per tanti economisti la notte di Wembley potrebbe valere fino a 12 miliardi di ricchezza nazionale. La vittoria in Inghilterra avrà anche un notevole riscontro in termini turistici e di valorizzazione del nostro territorio. Anche per il mondo del calcio la conquista della Coppa è un fattore positivo, in particolare per il nostro meridione. Lo abbiamo chiesto al vicepresidente dell'area sud, Lega Calcio, Santino Lopresti. Quello di oggi è un grande evento, va merito a tutti questi giocatori e principalmente va merito a Mancini, a questo grande tecnico che è stato capace di fare squadre, guidati anche da una federazione, il presidente Gravina, il vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, gli altri rappresentanti della Federazione Italiana Gioco Calcio, che sono riusciti assieme all'allenatore, a Mancini, a creare un gruppo veramente tale come gruppo. Oggi lo rimarcava Mattarella nel suo ricevimento al Quirinale, che il gruppo è riuscito a superare le difficoltà che l'Italia aveva. Io penso che questo momento, questa vittoria serva a tutti gli italiani, come ha detto Mancini, come ha detto anche lo stesso Chiellini. Penso che dia dignità non solo al calcio italiano ma all'Italia in generale. Siamo risaliti nella classifica mondiale, siamo diventati quarti. Bene, questo modo di fare, questo modo di giocare, questo modo di realizzare, quindi fare un gruppo, penso che sia una strategia che quando l'italiano riesce a realizzarla, ecco, diventa invincibile, come lo è stata la nostra nazionale. Io faccio gli auguri veramente a tutti questi che sono dimostrati campioni, non solo campioni sul campo, ma campioni anche di vita, perché ci hanno dimostrato, ecco, che stare in panchina o stare in campo è esattamente la stessa cosa, e chi era in panchina gioiva come colui che era in campo, o colui che entrava dalla panchina in campo era pronto come se avesse giocato sin dall'inizio. Questa vittoria restituisce un'immagine al calcio italiano dopo l'uscita scorsa, insomma, in maniera al primo turno siamo usciti con la Svezia e quindi c'era un po' di pessimismo. Mancini è riuscito in questo breve periodo a ricostruire una squadra e dare un'immagine forte di un gruppo, appunto di una squadra. Sì, questo Mancini proprio ha dato questo, quello che è riuscito a realizzare, ma non solo Mancini, Vialli, lui ha ricostruito tutto un gruppo che proviene dalla Sampdoria, quindi che era un gruppo molto affiatato, che allora anche questo, avendo fatto gruppo, ha vinto, come ci ricordiamo, lo scudetto, poi andò fino alla finale della Champions, quindi voglio dire, quando il gruppo, quando il sistema riesce a mettersi insieme, noi italiani, come dicevo prima, siamo invincibili. A Mancini chiaramente va il riconoscimento massimo, così come lo vanno agli organi federali, il massimo del riconoscimento. Si è riusciti a fare qualcosa che era impensabile alcuni anni fa. In 3 anni questo è un risultato importante, ora vi sono altri traguardi a ottobre e poi vi sono i mondiali in Qatar. Bene, io mi auguro che si possa continuare questo percorso. Io sono convinto che Mancini è l'uomo giusto per continuare questo. Presidente, con un'ultima domanda, lei rappresenta la Lega Calcio Sud, cosa vuol dire, che ricaduta avrà nell'immagine e nella pratica per il nostro calcio meridionale? Era necessario questo risultato perché dopo il Covid siamo stati fermi, è da 1 anno che siamo fermi, è fermo il settore giovanile, i ragazzi che probabilmente hanno abbandonato di andare al campo per fare altre cose, quindi ha scombinato un po', anche se noi dai primi risultati che abbiamo, come dire, vi è una voglia di partecipare, una voglia di iscriversi, le società si stanno iscrivendo tutte, vi sono una serie di contributi che la Federazione e la Lega Nazionale Dilettanti sta mettendo a disposizione proprio per favorire questo è importante per fare tornare di nuovo su un campo di calcio e quindi su un luogo sano, di fare tornare un campo di calcio tante persone che magari dopo 1 anno di assenza di questo sport magari hanno preso altri tipi di gioco.